Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! 9 marzo, ragazzi. 9 marzo, È siamo quasi felicissimi. finito l'anno. No, insomma, manca Aspetta, pochissimo. ieri, il 1 gennaio, 9 marzo. No, il tempo vola, il tempo caro vola. Gaetano. Verba volant, come dicevano i latini, no? Esatto. Non Sì, so. sì, mi pare di sì. Ma chi siamo noi? Ah, no, Esatto. Marco e Pippo, l'unico duo che è un Che è un trio. trio. Marco, Pippo, Gaetano qui su Radio Bella e Monella, senz'altro domenica, sempre puntuali, anche oggi il 9 marzo. Verba volant, ragazzi. Dicevano Basta, la sì, smettiamo con questa cosa di citare i latini che non siamo neanche buoni No, di infatti. parlare in italiano. Detto questo, il 9 marzo è il 68esimo giorno del calendario gregoriano. certo. Mancano Salutiamolo. 297 giorni all'ultimo dell'anno. Già. Non ti Così avevo detto, mi. avete più tempo giustamente per mettervi d'accordo. beh. E soprattutto va fatto un augurio speciale a Napoleone Giuseppina. Sono dei nostri ascoltatori. Sono Napoleone e Giuseppina, che Napoleone storico, insomma. Già sentito. Ma direi proprio di sì, Ah, festeggiano il oggi. grandissimo Bonaparte. Esatto, Senta questa festeggiano. energia sempre. Vabbè. Verba volant. Sentite, guarda, io credo che chiuderò la puntata in questo istante, ancora prima di iniziata. Dicevo che oggi festeggiano 229 anni di matrimonio. Che ancora vivi? No, però l'avrebbero festeggiati. Sì, nel 1796 Napoleone appunto sposò Giuseppina e fin qui la cosa insomma abbastanza normale, ma la cosa interessante è che 2 giorni dopo il matrimonio Napoleone partì, ma non per il viaggio di nozze, da solo. Sì, partì per andare nella campagna d'Italia, a combattere la campagna d'Italia. Durante la campagna scrisse molte lettere pepate all'amante Giuseppina, perché si sa, amore fa rima con ardore. Verba volant, no? Moglie questo verbo volant. E in una famosa lettera, mentre appunto era in campagna militare, le scrisse: non lavarti, sto arrivando. Ma come? Scusa. Sì, considerato poi che la campagna d'Italia durò 2 anni. Aiuto. D'altronde si sa, amore fa rima con ardore, ma anche con odore. Esatto. Bene, e allora se volete sentire altre storie su 3 persone che non si lavano da 2 anni, restate in contatto, perché per le prossime 2 ore saranno 3 anni e 2 ore che non ci laveremo qui a Senz'altro Domenica! Da pochissimo è iniziata la puntata di Senz'altro Domenica, sempre in nostra compagnia Marco e Pippo e sempre qui su Radio Bella e Monella. Ricordiamola, la radio più bella e monella di tutte le radio. Certo, bravo. Esatto. Prima abbiamo parlato di latini, verba volant, l'abbiamo citato più volte. Oggi Pippo cosa ci proponi? Allora, ho scoperto che oggi è è difficile da dire sta roba. Qual è? 55esimo. 55esimo, non è difficile. Forse non è così difficile. No, esatto. 55esimo anniversario della comparsa delle Barbie nei negozi. No, Sì. Quindi le Barbie hanno 55 anni. Eh sì, sembrano più giovani, vero? Vabbè, ma sono Invece tutte plastiche, è invece normale invece che sia così. Allora volevo parlare di giocattoli. Perché ho fatto che i 55 anni sono i nuovi 30. Sì, diciamolo, soprattutto lo dico io che ne ho 51. Bravo. Esatto. Ho fatto la classifica dei 3 giochi che hanno i miei bambini, ma che avrei voluto avere io da piccolo, per cui ogni tanto che i rubo. Bravo, ci gioco. bravissimo. Tra l'altro, quelli vanno regalati perché Esatto. Esatto. Diciamocelo, Siamo noi che scegliamo i giocattoli. noi ce li compriamo, poi fingiamo di regalare questi vero. giocattoli. Quali sono, Pippo? Sentiamo. Allora, al terzo posto il memory creativo. Cioè? Una volta, vi ricordate, avevamo il memory di quella famosa marca di puzzle che c'erano il cavallo, il fiore, la montagna, Certo. robe noiose per un bambino. Certo, ma semplice, dipende dall'età. Oggi, no? Sì, ma però- vuoi mettere il memory creativo a un orsetto che fa la cacca, un coccodrillo sul vasino, Dogatti che si morsega. No, Questo è bello divertente. ok, bello, Non vedi bello. l'ora di scoprire dove sono gli altri 2 gatti che si morsegano. No, Bello. Secondo posto, album di stickers. Cioè, una volta bisognava stare là a colorare i libretti, che domaroni. Adesso basta togliere lo sticker, osservare la sagoma corrispondente allo spazio vuoto, te sia a posto, basta cavare e mettere. Attenzione, c'è la combo però colore più sticker. Sì, ma meno che compro quelli. troppo Ma io me li complicato. io me li compro. Perché a te piace colorare. E mettere anche gli sticker. Quanto bello sei Bellissimo, sì. Sentite, possiamo tornare alla lista dei 3 giocattoli, perché sennò Al qui primo posto, indubbiamente, il tappeto musicale. Sì,
Ah, questo lo voglio Cioè, anch'io. è un tappeto a forma di tastiera di pianoforte Pianoforte. lungo tipo 2 metri che tu stendi per terra, ci salti sopra e suona. Certo, Ma bellissimo. la cosa bella non è farlo funzionare come pianoforte, ma schiacciare il pulsante demo che Ah. parte tutte che musichette E quindi assurde. tu balli a caso sopra, ma tanto sembra che suoni tu. Fingendo Bello, di bello, saper bello, suonare. bello. Il sogno, se l'avessi avuto da piccolo, sarebbe stato metterlo ai piedi del letto dei miei di notte, così quando andavano a fare pipì partiva a demo. sicuramente. No, Quindi chiudo questa rubrica sui giochi rubando le parole di una grande pedagogista vissuta nel Novecento. La Montessori. No, me nonna. Nonna. Ah, ok, va bene. Chiedo anche Grande rispetto anche a sua nonna, sì. eh. Chiedo per favore una traduzione simultanea Prego, anche prego. delle sue parole. Diceva: inutile impinirvi a camera de zoghi. È inutile riempire la cameretta con i giochi. Che dopo non sa neanche cosa che ha. E dopo non sanno neppure Esatto. cosa, non sanno distinguerli. I giochi va sconti in armadio e bisogna dargli il giro. I giochi vanno nascosti in armadio e bisogna dargli un giro. E il giocare più bello è inventarsi un gioco senza avere niente. Bello, il giocare più bello è sì. inventarsi un gioco senza avere nulla. Tra l'altro ho scoperto che io non avrei saputo tradurre tutto ciò in italiano. È incredibile, è incredibile. Non è senz'altro domenica se non torna a trovarci anche oggi, 9 marzo, un ospite speciale. L'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone all'ascolto e Benvenuto, benvenuto. Benvenuto un assessore. augurio naturalmente a tutte le donne all'ascolto. Beh, vabbè, Ieri, ieri la festa della donna era ieri. No ragazzi, l'8 marzo non è la festa della donna è ogni giorno. Benissimo, benissimo. dai, Però lei mi giusto, dice il giusto. 9 marzo e io per, Ragazzi, per traduzione se non mettetevi in testa che l'8 marzo è la festa dei fioristi, non la festa della donna. Diciamo le cose come sono. questo è vero, questo è vero. è vero. Vabbè, Poi nel nostro comune c'è appunto la festa della donna è tutti i giorni, ma per una questione di parità di genere abbiamo fissato anche la festa dell'uomo. L'abbiamo inventata io e Renzo De Aproloco, Sempre lui. ispirata ai nostri valori personali. E quando cade questa Il giornata? 6 marzo. allora va bene. Guarda, sai che posso dire che tutto sommatico ci sta proprio preciso. Scusi, l'assessore, se non ricordo male, è sposato. Senz'altro, Sì. sì, sono maritato, ho 2 figli più piccoli. Certo. Certo cosa, più piccoli di chi sono? De me, più piccoli di me. È ovvio che siano più piccoli di lei. È una cosa mi domandi. Ma cosa dici? Ma anche tu, ma non è che è più piccoli nel senso. ma è ovvio. Fai molto confusione. Ma io devo far Ogni modo è stato bellissimo perché sì, miei ragazzi abbiamo deciso di fare un regalo alla mamma per Bello, l'8 marzo. bello, bello. certo. Cosa vuoi, i ragazzi dicono che la mamma è rompi, che entra in camera senza bussare, che spesso li lascia senza cena quando si inrabbia, che gli dà fuoco ai quaderni se prendono brutti voti, tutte cose vere tra l'altro. Insomma, non è proprio il massimo. È tosta sua moglie. Sì, Ragazzi sì. che magari sta ascoltando dopo mi ciappo parole. Ma lei No, che Marco l'ha detto. non è tosta, è una donna decisa, fantastica. Brava. Certo. I ragazzi alla fine le vogliono quasi tutti bene, dai. Come quasi tutti, come quasi tutti. Anch'io stesso ho imparato a conoscerla. Quando si irrabbia con me ho capito che gesti come cambiarmi la serratura di casa, guardarmi le mail, farmi seguire da un investigatore privato. Investigatore privato. Non sono indice di crisi matrimoniale, ma è un'opportunità di crescita. Certo, dice il certo. psicologo mio non mi ancora capito. Esatto, esatto. ma- Scusi, che io quello che non ho capito, però, alla fine di tutto questo ragionamento, qual è stato il regalo che avete fatto a sua Ecco, moglie? le abbiamo preso un viaggio in occasione bello. della festa della donna, considerando anche che l'11 maggio è la festa della mamma, in mezzo c'è Pasqua, il ponte del 25 aprile, il ponte del 1 maggio, abbiamo fatto tutto uno, abbiamo preso un albergo in Egitto padomesi abbondanti, ecco che Scusi, raga, cioè praticamente l'avete mandata via 2 mesi? Gaetano, come pensi male te? No, è un dono per lei perché se lo merita il mio amore, il perno della nostra famiglia. Ma scusi, ma e col lavoro come E fa? erano tutti contenti e sottotitolarono Gabbatù Ciglio, grazie, magari ingrazia tanto. E magari ma chi è? ingrazia. Non lo so, mi piacerebbe Io anche vo- conoscerlo non un lo so. giorno, no? Un giorno, Taghetta però è giusta, un giorno dopo te rompi. Ma... Ah, no, assessore! Auguri amore! Auguri Auguri! amore mio! Senz'altro domenica con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, qui si ride, ci si diverte Ma- e pensate si fa anche cultura poca Insomma, però. poca, Questo è non bello. esageriamo. E sempre comunque la fa Gaetano. Il momento culturale a cura del nostro Gaetano Rocco Guadagna. Già questo non è marchio di garanzia, devo dire la verità. Però la settimana scorsa mi è capitata l'occasione di andare a vedere un film al cinema. No, si va ancora al cinema. Si va ancora al adesso cinema, lo dico bravo. ironicamente, è bello No. andare al cinema, un momento di socialità, si esce da casa, invece di stare
stare davanti alle piattaforme. Bravissimo, C'è un bravissimo. piccolo problema che ogni volta che vado in sala non c'è nessuno. Non c'è quasi nessuno, infatti io il film che ho visto la settimana scorsa, nonostante fosse comunque un martedì e che non era un grande giorno, insomma, impegnativo, però comunque c'erano 5 persone in sala. 5 persone. È un dispiacere. Ragazzi, non va bene, non va bene. Assolutamente. Bisogna andare al cinema. Anche perché il film che sono andato a vedere vale veramente la pena di essere visto. Cosa hai visto? Ho visto Follemente di Paolo Genovesi, Paolo che Genovesi, è certo. autore del capolavoro Perfetti Sconosciuti, ragazzi, veramente un capolavoro. Però anche questo Follemente devo dire che è molto molto interessante. Raccontaci. Ha una trama un po' particolare, non voglio spoilerarvi nulla, ma dal trailer già si capisce, anche perché hanno detto che l'idea non era nuovissima, ricorda molto per certi aspetti Inside Out. Quindi ci sono delle emozioni nella In testa realtà non delle ci sono persone. delle emozioni nella testa, ma le personalità che le abbiamo personalità. all'interno, perché ognuno di noi ha delle sfaccettature diverse, Certo. delle personalità, chi Sì. più romantica, chi più, cioè Come più me, come me. acculturata, Come certo, me, come insomma, un po' tutti, Marco, un po' tutti per fortuna. Detto questo, ci sono degli attori meravigliosi, Tipo Edoardo come Leo, Marco. La Fanelli La è spettacolare. La Fanelli è sempre spettacolare, Meravigliosa, diciamolo. se sei all'ascolto, guarda, io vorrei sposarmi per la terza volta e lo vorrei fare con te, grazie. Beh, bel messaggio anche a patrimoniere questo. Complimenti Gaetano. Questo credo che proprio sarebbe quelle- d'accordo. Questa sarebbe la frase romantica, esatto, personalità esatto. una, tra Credo l'altro. che sarebbe molto d'accordo anche lei. Poi c'è Certo. Maurizio Lastrico, Giallini, Rocco Papaleo. Ricky Memphis, meraviglioso. No, non c'è Ricky ora Memphis. lo No, non c'è. Però il film è veramente molto molto bello. E quindi la domanda che mi sono posto mentre vedevo questo film e ridevo e anche tanto, Sì. ho chiesto: ma quali personalità abitano la mia mente? Dai, Cioè, perché dai, quella vediamo. di Pippo la conosco bene, quella Sì. di Marco ho dei dubbi, ma voglio dire la mia. La tua, Me la la sono tua. domandata. Chi c'è nel Guarda, tuo nella pensiero? mia sicuramente c'è un Rodolfo Valentino certo. che è un romantico, un conquistatore, no? Cioè, From Bird FM, Beh, sì, From ma- Bird FM nel senso della radio. bravissimo, no? ad FM sensato. sì, Una sì. Peter Pan sicuramente Certo, c'è perché è un sì, eterno ce l'hai, giovane. ce l'hai. Poi io direi un narcisista, quindi un Dorian narciso, Gray, Dorian Dorian Gray, Gray, Dorian Gray. assolutamente sì. E poi non so, io mi sento anche un po' buono, non so cosa Quindi un potrebbe po' Vittorio Sgarbi, diciamo. Ma oddio, insomma, buono. più Dalai Lama. Però Vittorio Sgarbi c'è, guarda, un Dalai, ma che sia anche Vittorio Sgarbi, perché se mi fanno girare le scatole mi accendo facilmente. Allora Gaetano, andiamo al cinema. Pippo, Assolutamente andiamo a vedere sì. sto film. Andiamo, dovevo trovare però altre 3 persone che Sì, perché sennò ne ho non essere in 5 almeno in 5. Vabbè, io vengo a rivederlo, ma insomma non è Allora, che devo essere- altri 2 ascoltatori o ascoltatrici, andiamo a vedere il nuovo film di Paolo Genovese. C'è una storia che voglio raccontarvi oggi, ragazzi, qui a Senz'altro Domenica, che non sappiamo se sia vera. Ok, quindi Forse noi è raccontiamo vera. le storie che probabilmente non sono vere. Ma non importa, tanto non può essere smentita, quindi ve la Ok, racconto. va bene, va bene. Si Chi è il narra protagonista di questa Albert storia? Einstein, Ah, un beh, collega, mai un sentito, collega, Albert mai Einstein. Ma come mai? È un collega. Si racconta che un giorno durante uno dei suoi infiniti viaggi per conferenze e lezioni, Einstein fosse particolarmente stanco e il suo autista, che aveva ascoltato le parole del fisico così tante volte da conoscerle quasi a memoria, gli propone quasi per scherzo: perché non ci scambiamo i ruoli per una volta? beh, Io beh, terrò il discorso al suo posto e lei si potrà riposare. Effettivamente all'epoca non c'erano No, social, quindi quella c'era faccia di l'immagine, Einstein, il esatto, non esatto, era così. certo. Einstein era divertito dall'idea, tanto tutti ne avevano sentito parlare, ma pochi lo avevano conosciuto Vedi, di vedi, persona. Quindi sono arrivati alla conferenza, l'autista vestito da Einstein prende il posto sul palco e inizia a parlare. Conosceva le teorie del genio tedesco così bene che nessuno sospettò nulla. La conferenza andò avanti senza intoppi. A un certo punto però un giornalista presente in sala fece una domanda una domanda particolarmente Aia. complessa sulla relatività. Senza perdere la calma, l'autista rispose: questa domanda è così elementare che perfino il mio autista, seduto qui in prima fila, potrebbe rispondere. Einstein Genio. si alza, risponde alla domanda e il pubblico non osa No, più fare vabbè. domande perché Bellissimo, bellissimo. Ma allora, bellissimo. secondo me questa storia è vera. E vi spiego anche perché. Perché? Perché noi facciamo spettacoli da 15 anni e abbiamo sempre il nostro staff tecnico, il nostro Vero, vero, fidato certo. service audio, certo. luci, video, eccetera, eccetera. E secondo me con tutti gli spettacoli che vero, potrebbero potrebbero- benissimo fare uno spettacolo al posto nostro e noi una riproviamo. delle prossime volte lo facciamo. Fatta, Ottima idea. Ma no, beh, ma costa un'ottima Sì, sì. idea, no!
Caro Marco, anche oggi a Senz'altro Domenica abbiamo un ospite straordinario, il nostro cantastorie Alberigo Fuffa. Sentiamo la storia veneta di oggi. Grazie. Oggi voglio raccontarvi la storia di Rudy Surlo. Rudy Surlo chi è? Forse uno dei più grandi marinai veneti della storia. Perché questa è una storia di mare. Sì. E come ogni storia di mare inizia proprio da Somare. Certo. La contessa Lucrezia Ameriga Astolfa Fureghin, che a metà del parto abbandona la sala parto perché non se la sente di riconoscere quel figlio nato da una relazione Come a illegittima. metà? Succedeva all'epoca. Scusa. Così il padre, Sandro Surlo, Certo. per nascondere la cosa decide di raccontare a tutti di averlo partorito lui stesso. Un genio anche. In paese non tutti gli credono, No, ma beh. poco importa, Poco perché il nostro Rudy Surlo cresce in totale povertà. Pensate che era talmente povero che le formiche gli portavano le briciole. Oh, che gentili, che Sono gentili. gli anni 30, forse 32, 33. Che faccio? Lascio? Ma sì, lascia, 33. Sono anni di guerra. Sono anni in che realtà- Rudy Surlo Continuava Sono a anni combattere che- tra una e l'altra. Rudy Surlo è innamorato della vicina di casa, tale libera passerotta. E vabbè, Un giorno però libera passare. vede lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lei. Per lui è uno shock fortissimo. Decide di entrare in Marina. Sì. Ma Marina non è d'accordo No! che lei gli dà un due di picche. Maestro, però. Il giorno dopo si presenta al porto di Eindhoven. Dove? Eindhoven, in Dove? provincia di Treviso. Ah, ok. Decide di imbarcarsi come clandestino sulla nave da guerra corazzata tedesca Bismarck. Ah. Quella stessa notte, nelle fredde acque del Pacifico, un siluro di nome Patrizia affonda la corazzata. Ma lui si salva miracolosamente e viene ritrovato abbracciato a una tavola di legno da un peschereccio Chioggiotto. Ma non capivo la collocazione di sto Infatti- posto nel mondo. 2 giorni dopo si imbarca come volontario sulla contraerei Thompson. Certo. Quella stessa notte però le onde sono imponenti intorno a lui, c'è solo azzurro e bianco. C'è quello che gli esperti definirebbero un mare forza Napoli. Famoso mare forza Napoli. Ma Certo. appena si placa la tempesta, un siluro di nome Patrizia colpisce e affonda anche la contraerei Thompson. No, Patrizia per E anche questa volta però si salva miracolosamente, viene ripescato dal peschereccio Chioggiotto. Ma Che giri fatti. che giri fai? Viene trasferito Chiogiotti. a terra in un ufficio governativo del Massachusetts. Ma quando la sera stessa anche questo viene affondato, Ma perché? i sospetti ricadono su di lui. Forse delle domande mi faria capire. Questa era la storia di uno dei più grandi marinai veneti, quel Rudy Surlo che tutti ricorderemo come El Portapegola. Ah! Grazie al maestro Alberigo Fuffa. Riparte la seconda ora di Senz'altro Domenica, sempre con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio ed è l'unico duo che sa dire la parola peschereccio chioggiotto senza ingamberarsi. La pubblicità è servita a qualcosa, Ce l'ho Esatto, fatta. vai. Allora, sapete ragazzi che 70 anni fa veniva messa nel mercato un'auto che ha fatto la storia, la Fiat 600, Bella, me la 600, ricordo, sì. ispirata alla vecchia storica Fiat Topolino, Topolino, che era ricordate? meravigliosa. Tra l'altro, tra pochi anni, da pochi anni, sia la 600 sia la Topolino sono rientrate nel mercato con delle versioni nuove. Le avete viste? Allora, tecnicamente la viste. Topolino non è proprio un'auto, ma è più un quadriciclo leggero elettrico. Sì, quindi bravo. esatto, non è una vera automobile, però è Bravissimo. pensata per il centro della città. Ecco, Belle, devo dire la No, verità. no, una ma bella estetica. specifichiamo che la nuova Topolino, questo quadriciclo leggero elettrico, è pensato per il centro città, ma spesso li trovi anche nelle grandi strade. Diciamo che il sentimento che ti fa nascere una nuova Topolino è molto simile a quello che te pensi quando vedi un topolino. Ma proprio no, la meregoetta. No, diciamo così, anzi salutiamo tutti i possessori di Topolino che magari ci stanno ascoltando dalla macchina. No, dalla macchina. Dal vabbè, dai, da quello. Beh, a proposito di auto, rimanete con noi perché in questa prossima ora avremo molti ospiti, tra cui un grande esperto di auto usate, il mitico Franco concessionario. E se non sapete come finanziare il vostro acquisto, tra poco arriva anche l'economista Maris Jacopone. Sì.
Caro Gaetano, l'abbiamo annunciato, l'abbiamo fatto arrivare subito per dare dei consigli preziosi sui Secondo nostri me non risparmi. era necessario, però insomma, visto che ce l'abbiamo qui, non possiamo fare a meno di presentarlo. Esatto, torna a trovarci il consulente finanziario Meris Jacopone. Ciao Grazie, ragazzi, Meris. ciao ragazzi. Benvenuto Meris, mi dispiace essere sempre un po', come dire, critico nei suoi confronti, però io... Massa a lungo ragazzi. Eh. Abbiamo un inizio lungo così. 3, 2, 1. Molti ascoltatori ci chiedono come gestire i propri soldi durante il mese. Noi provvediamo, perché torna a trovarci il nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Ciao ragazzi, grazie dell'invito, vi vedo sorridenti e felici di avermi qui tra voi. Ragazzi. No, io in realtà non ero tanto d'accordo, però insomma voglio Ricordate ragazzi che se non riuscite ad arrivare a fine mese, forse a febbraio avete potuto risparmiare. Bravo, ci sono 3 giorni in meno. Ma bravo cosa, ricordiamoci che questo è anche l'esperto, cioè, Scusa. Allora ragazzi, indipendentemente dal mese, io vi dico una cosa: €1 al giorno devi riuscire a risparmiarlo. €1 al giorno è il costo di un pacchetto di sigarette. no, io non so dove le compra lei, ma non credo che costino €1. Il risparmio è la prima fonte di guadagno. Bravo, Ricordo questo- che quando ho iniziato a fare questo mestiere non avevo molto denaro e ho iniziato diminuendo le spese della corrente elettrica. Vedi, spegnere una lampadina per avere qualche soldo in più. Bravo. Questo Mi è un ero buon consiglio. collegato con un cavo posticcio a un pallone della luce No, finché no, ne no. ho messo via i primi soldini. No, ma è illegale, scusi Meris, è illegale. Pecunia non olet, dicevano i latini, visto che a inizio puntata certo, avete certo. parlato Sì, dei il latini. denaro non ha odore, questo Dopo dice. dipende anche dove lo nascondi, No, come è chiaro. dicono i corrieri della droga. No. Ascolta, quindi per gestire il denaro dobbiamo anche ricordarci di mettere via qualcosina ogni mese. Ci sta Bravissimo, dicendo. 5 euro al giorno si possono anche accantonare. Sì, beh, 5 sì. euro, ricordiamolo, è il costo di un pacchetto di sigarette. Scusa, se Rinunciamoci. aumenta in 5 minuti, se aumenta il costo delle sigarette era €1 Dai, prima. dai, aspetta, lascialo dire che sta dicendo una cosa seria. Vi faccio qualche conticino, ragazzi. Se riuscissimo ad accantonare 10 euro al giorno, il costo di un pacchetto di sigarette, Come era 5? a fine anno avremo 3.650 euro nel salvadanaio. Quindi il primo consiglio di oggi è: comprate un salvadanaio. Certamente, bravo Pippo. Io ho iniziato consiglio, col sì. mio porcellino e adesso sono arrivato a possedere una stalla. aspetta. Te puoi fare dei che soppresse con i 100 euro che sono uno spettacolo. Ho fatto una porchetta Gaetano con 50 euro, che è una meraviglia Gaetano. Grande. Ma cosa ce ne Jacopone. frega di sta cosa qua? Ma non risponde mai a delle domande concrete su No, come... invece io lo trovo sempre illuminante. Anche oggi abbiamo scoperto come avere 3.650 euro da Che fare ricordiamolo è il costo di un pacchetto di sigarette. Bravissimo. Ma basta, non Bravissimo. è vero! Una delle scorse puntate abbiamo involontariamente inaugurato una rubrica. Una delle rubriche di 60 domenica. sì, Le rubriche, no? Parlando di brevetti e invenzioni, Bello, ve lo bello, ricorderete, me la ricordo. e così abbiamo deciso di riproporvene altre per omaggiare l'inventiva, la genialità, ma anche l'assurdità alle volte di alcuni brevetti nella rubrica che si intitola Bravo Brevetto! Bel titolo, Bravo complimenti. brevetto, è bellissimo. Allora, a tutti è capitato di rimandare la sveglia almeno una volta di troppo, con il rischio di non svegliarsi, Certo. no? Per perdere un appuntamento, non arrivare a scuola. Così. Sì. Fortunatamente, forse, ci ha pensato Samuel Applegate con il suo apparecchio per svegliare le persone dal sonno. Una sveglia, lo so. Però lui questa sveglia è un po' particolare perché consiste in blocchi di legno leggero, dice lui, che vengono lasciati cadere sulla faccia del dormiglione allo scadere del suono della sveglia. Oh. Cioè, diciamo un brevetto un po' strano perché Un po' sono strano. blocchi di legno parzialmente mortali. Esatto, per alle volte sì, Non uno vuol sì, dire uno niente. no, non vuol dire niente. Molto bene. Poi ad esempio ci sono altri brevetti, ma veramente certificati, tipo il pannolino per uccelli. Questo è utile. Questo sì, ideato per chi vuole tenere degli uccellini liberi in casa senza degli spiacevoli incidenti, ma magari uno se il sindaco di Venezia, per dire, li avesse messi a tutti quanti i piccioni, magari insomma che Se il sindaco del mio comune mi mette così quando lavo la macchina magari Esatto, vedi, può è essere. facile. un'ora in più. Oppure la genialità di chi ha inventato l'hula hop con motore. Gira, Cioè, se parlo normale, troppo faticoso, voglio dire, questo fa tutto il lavoro per voi. Bellissimo. Poi c'è, signori, un dispositivo antisequestro che è una parrucca borsetta. Cioè? Una borsa che si trasforma in parrucca per confondere i rapinatori durante una fuga. Questo è È geniale, meraviglioso. è geniale, è geniale. Però devi, diciamo, usarla
in un angolo perché se lo Esatto. fai davanti che altro No, se vede, ti sei che ha messo la borsa in testa. Scusa. Allora, a queste invenzioni naturalmente utili, inutili, a seconda dei punti di Forse più, vista. secondo me inutili. Esatto, Comunque. ce ne sono più pratiche, altre meno pratiche. Altri invece sono dei brevetti particolari. Vi ricorderete quella che abbiamo citato qualche domenica fa? come no? Sì, Certo Pippo, che mi ricordo. Aspetta, Pippo se lo ricordiamo ricorda, sì. che Allora, Pippo ha provato a farlo è con un scarsi risultati. Bravo, è un brevetto che permetterebbe, insomma, di attraversare delle porte, delle pareti, delle porte e delle pareti, sfruttando il fatto che siamo fatti di 70% d'acqua. Pippo ci ha provato con scarsissimi risultati. Quindi questo per dire che non tutti i Non brevetti tutti poi funzionano, bravo. Piano, perché io mi sono allenato a casa questa settimana No. perché mi credo tantissimo No, sotto brevetti. E allora vediamo se No, Pippo ma perché riuscirà sì, a vediamo. uscire Ma no, senza ma aprire non lo istigare. la porta blindata dello studio No. 5 di Radio Bella e Monella. Io voglio Vai. attraversare la porta senza aprirla, signore e signori. Vai, No, Pippo. ma ti fai. No, Ce l'ho aspetta, fatto Pippo. questa volta, ce l'ho 3, fatto. 2, 1. Sei incastrato. Si è rotto la testa, si è rotto la testa. Vabbè, ma la testa di Pippo anche se si rompe è l'unica roba che può star senza. Torna anche questa settimana qui a Radio Bella e Monella il gioco che ha rivoluzionato il mondo radiofonico. Tutti ne parlano di questo meraviglioso gioco che ha Come si chiama? rivoluzionato. Come si chiama questo gioco? Si chiama Cazzo C'entra. Non è una parolaccia, parolaccia. ce l'hai insegnato tu, che è una parola di origine, ogni settimana cambia, devo dire l'origine, Questa però settimana è una parola slovena che significa questa settimana sei slovena, va bene. Parola cazzuccetta significa non attinente. Esatto. Quindi come funziona il gioco? Oggi vi racconterò la trama del mio film preferito in assoluto. Sapete che io sono un romantico. mi piace. Scusa, tu sei romantico. Sì, Ah, Top sì, Gun, Top Gun. Ah, ecco, Top ecco, Gun. adesso capiamo il livello di romanticismo di Marco, va bene. Cioè, ci sono aerei, una storia d'amore, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Sì. Quando sentirete qualcosa che non è pertinente Sì. alla trama del mio film preferito, ricordiamolo, Top Gun. Top Gun. Ma qual è il mio secondo film preferito, ragazzi? Top Gun 2. No, certo, sì, certo, Top Gun Maverick. Bravissimi, bravissimi. Quando sentite qualcosa che non c'entra dovete fermarmi e dire Cazzo c'entra! benissimo, iniziamo. I tenenti, nome di battaglia Maverick e Golden Goose sono rispettivamente pilota. Ragazzi, Cazzo c'entra. Golden Goose sono le scarpe, Golden Goose. Bravissimo. Ma infatti stavo pensando, ho detto, sai che mi suona strano? Direi un cazzo c'entra in ritardo, Allora ma un cazzo c'entra. meno uno ciascuno. Salutiamo perché anche io- gli amici della Golden Goose che a Marco doneranno un bel 45. Cioè, allora un 42 e mezzo per Guys. E un 44 dobbiamo per fare. Pippo. Va bene, vai avanti, Siamo vai noti avanti. per fare pubblicità di gente Esatto. che non ci paga. Allora, nome di battaglia Maverick e Sì. Goose sono rispettivamente pilota e navigatore di un Malaguti F10 Jet No, Line. cazzo c'entra, Malaguti, vai a fare un po' di- F-14 della Marina degli Stati Uniti imbarcati sulla flotta aerei USS Enterprise. Cazzo c'entra Cazzo c'entra? l'Enterprise e Star Trek, ragazzi, No, dai. E invece no. Ma no, ma hanno copiato il nome spudoratamente. certo, sì. Ah, beh, bravi tutti. l'Enterprise con al comando il capitano Kirk. Questo è cazzo c'entra, questo sì. Avete anticipato il cazzo c'entra Sì, sbagliando. sa perché già prevedevo. Male ragazzi, male. State rovinando il mio film preferito. Maverick e Goose vengono scelti per frequentare la prestigiosa scuola di volo Top Gun, il cui motto è sei il top dei top topper. No, cazzo c'entra. Perché? Questo è un bellissimo motto, ma di un altro Che film? Vediamo se ve lo ricordate. Hot Shot, che è la la parodia. Recuperate tutti gli errori precedenti Meraviglioso. e andate a zero. Bravissimi ragazzi. Grazie. Maverick è indisciplinato ma estremamente talentuoso. Inizia una relazione con una sua istruttrice con il famoso ballo iniziato dalla frase nessuno può mettere baby in un angolo. Cazzo c'entra. Dirty Dancing. Bravi, vedo che il lato femminile è uscito. Durante le esercitazioni i rivali di Maverick e Goose sono Ice Ice Baby, scritto da Vanilla Cazzo c'entra, Ice. cazzo c'entra. Ma cosa stai Cos'è dicendo? Ice Baby? Cosa stai dicendo? Iceman. Iceman. Vabbè, insomma, nel corso del film Goose muore, Maverick vuole mollare, alla fine ci sarà un'emergenza, combattimento, America vince, Russia perde. Insomma, a mio avviso, un capolavoro con un protagonista straordinario, Nicolas Cage. Cazzo c'entra! Perché oltre ad essere veramente belli come uomini, noi tre. Come persone, Scusa, ma come di chi, persone. di chi stiamo parlando? Ma di Perché Marco se inizi Pippo, così e l'unico dici Luca, oltre che io. essere belli come persone e stai parlando di noi, stai dicendo una grande bugia. ok. Chi ci conosce, essendo una presentazione del genere, ha già cambiato canale. Esatto, no, dice, oltre- allora non è la trasmissione giusta. Ho sbagliato aggettivo. Oltre ad essere bellissimi, Ah, beh, anche beh, molto beh. intelligenti, lo E dimostrano anche in questa molto rubrica. modesti, devo dire la Bravo, verità. bravo. Io mi sto appassionando di storie che hanno a che fare
con scienziati, Sì, fisici. beh, abbiamo parlato di Einstein in puntata. Esatto, oggi vi parlo di grandi educatori, Sì. di menti illuminate, ma Sì. soprattutto grandi persone. Sì. Stavolta non è la nostra storia, ve ne racconterò un'altra. Una grande umiltà, Parliamo Devo anche dire. di altri. Tutti noi conosciamo Sì, il sì, grande sì. fisico Subramanian Chandrasekhar. Sì, Ho letto certo. tutto, non serve No. spendere altre parole No, su di no, lui. no, Certo. no. Vinse il Nobel per la fisica Fisica, nel 1983 83. per i suoi studi teorici dei processi fisici che Fisici. danno origine alla struttura ed evoluzione delle stelle. Stelle, stelle. Il limite di Chandrasekhar. Chandrasekhar. Ma sono cose che sappiamo tutti, oggi non serve. No, basta. Questa ridondanza. Rischiamo di annoiare. Sì. Veniva descritto da allievi e studenti come insegnante entusiasta, Ah. chiaro e disponibile. Sì, sì, me lo ricordo Ebbe bene. oltre 50 studenti di dottorato venuti da tutto il mondo per imparare a lavorare con lui, ma sì. all'inizio, nel 1936, insegnava presso l'osservatorio dell'università a Yerkes nel Wisconsin. Si dio lese quello che ho scritto, quindi non è che siete intelligenti. Ogni settimana percorreva 400 km e più per fare lezioni a un corso con solamente 2 studenti iscritti. Ma no, che 2 bello. studenti iscritti. Ma che bravo. Quando Bravo, gli bravo. chiesero come mai dedicasse tutto quel tempo a quell'impegno, Mutuo. no, lui rispose che quegli studenti avevano del potenziale. Ah, E vedi? quanto è bello quando un professore crede nei suoi alunni, Certo, gli sprona e ci bello, dedica bello. del tempo. Questi 2 studenti erano Tsung Dao Lee No. e Chen Ning Yang. Loro? No. Futuri vincitori del premio Nobel per le leggi di certo. parità. Premio che tra l'altro vinsero 26 anni prima del professore. Cioè, hai capito? No, Hai capito? spettacolare. Quindi, bella storia. amiche e amici all'ascolto, dedicate tempo alle persone e questo tempo darà frutti. Bello. Guardate me che ogni settimana faccio 120 km per venire qui in radio per voi due. Grazie Marco. Grazie, guarda, come Aspetta, possiamo dire? ho una domanda Marco. Tu vedi in me e Gaetano del potenziale? No, guarda, tranquillo Pippo, credo che noi 3 il Nobel non lo vinceremo mai, mai. No, infatti. A Senz'altro Domenica siamo quasi giunti alla conclusione e abbiamo parlato di premi Nobel, quindi del più alto che si potesse parlare, cioè del top, ma dobbiamo scendere molto più in basso in questo momento. Scendiamo in cantina, Bravo, nella bravo. cantina della cultura. Oppure ti direi scendiamo in garage, perché in garage troviamo Franco Concessionario. Ciao ragazzi, grazie. Anche oggi porto un nuovo slogan che Bravo. mi hanno fatto i ragazzi del marketing per il mio concessionario. ok? Spero l'abbiate sistemato perché quelli precedenti erano un po' così, Vediamo se stavolta va Sì. bene. Allora, sei un tipo atletico, sportivo, dinamico? Le nostre auto fanno per te. Stavolta lo slogan funziona, Franco. Quindi avete auto sportive? No, chiediamo se sei atletico, sportivo, dinamico, perché è facile che stai a piedi con le nostre macchine. E che ho muccio di rogne, ma che... Sembrava strano che lo slogan Sì, fosse sì, fatto sì, bene. Sentiamo le perdibili occasioni della settimana di Franco Ho Concessionario. visto che hai imparato, sono perdibili occasioni. Prima perdibile occasione, questa è l'auto perfetta per chi ha tanti amici. A soli 2.300 euro Audi TT biposto turbo diesel 120 cavalli, però di cui almeno un centinaio in condizioni critiche. L'auto non offre particolari garanzie, perfetta per chi deve andare lentamente e non ha fretta. Scusi, ma se è biposto, perché ha detto che è per tanti amici? Fa spingerla. Più amici hai, più è probabile che trovi qualcuno che spinga. Giusto. Prossima perdibile occasione, Subaru Legacy del 2000. Bella. Parliamo del 2000 dopo Cristo, chiediamo. Che dopo, Beh, se fosse prima sarebbe complicato. dopo mi dite che ho macchine molto vecchie. Allora, Ma insomma, è comunque 25 anni, vorrei dire. motore benzina 1200, tu a 1500 euro più alcuni interventi di sistemazione del motore per un totale di circa 13.000 euro. Insomma, da 1.500 a 13.000 mi sembrano tanti. Sono stato largo perché non riusciamo mai a sistemarla sta macchina qua. Allora cosa la vende? Anche ieri 7 ore sul caro ponte con 3 meccanici, secondo loro l'operazione è riuscita benissimo, ma per l'auto non c'è stato niente da fare. Cosa sta Ma dicendo? ne aveva già sentita, Andiamo vado avanti. avanti. Ma sono 5.000 euro, auto del 2023, 6.000 km, motore nuovo, interni perfetti, usata pochissimo, neanche un striscio. Vieni a scoprire la tua Volkswagen Tarok. T-Rock. Questa è buona però. T-Rock. T-Rock. No, Marco, secondo me però adesso che penso a 5.000 euro, secondo me sei Tarok. Bravo, Perché Gaetano. adesso che l'ho imparata, sì. Vedo che inizi a capire le Sì. avventure. No, guardi, è ignobile comunque, signor
signor Franco, che lei venda delle auto tarocche. Bisogna dirlo, Se non fosse così dovrei chiudere, caro Gaetano. Ma allora chiudo. Chiudiamo! Vuoi un'auto di un VIP che ha cambiato auto e si è rivolto a Franco concessionario per smerciarla via? Ecco le prossime perdibili occasioni che fanno per te. Vendesi Opel Adam, appartenuta alla famiglia Adam. non credo che ci sia un Opel Volkswagen Adam. Touran, appartenuta al gruppo Touran, vi ricordate? No, erano i Duran Duran. Pensavo al famoso calciatore Lilian Thuram. No, Jeep Renegade, appartenuto a Lorenzo Lamas, sì, cavallone certo. figo del noto telefilm Renegade, E certo. infine una Citroën Picasso, appartenuta A Picasso, Picasso, cioè, ma non esisteva ancora. No, a me cognac però chiamiamo Picasso perché fa il pittore. Un saluto al vostro Franco concessionario. Arrivederci. È finita anche oggi È senza finita altra che oggi, domenica. ma non ti preoccupare, perché se ti sei perso la puntata o semplicemente vuoi riascoltarla, puoi farlo perché c'è il nostro podcast. Podcast, voce del verbo, è finita, ma posso riascoltarla. Esatto. Non è proprio quello. Comunque, dove potrebbe riascoltare un nostro ascoltatore il podcast? Su www.marcoepippo.com Bravo. o sul sito di Radio Bella Monella. Bravo. Ma tanto noi Bravissimo. torniamo qui domenica prossima. sì, Questa torniamo. domenica però la chiudiamo con una citazione che questa settimana facciamo leggere a Gaetano. Ma la leggo sempre io tutte le Ma fa settimane. finta che ogni tanto la leggiamo anche Giusto. noi. dai. Allora, questa settimana voglio leggervi questa citazione che è di Robert Brault. Il grande Robert Brault. Che diceva: goditi le piccole cose, perché un giorno potresti guardarti indietro e renderti conto che erano grandi cose. Bellissima. bella. Grazie Robert e grazie a tutti voi per averci ascoltato. Un appuntamento da Marco, Pippo e Gae alla prossima puntata di Senz'altro Domenica! Everybody